Signora Luca! No! Non gridate che se ne accorge che sono che mi fanno trovare nella festa di pacca senza essere invitato! Ma chi? La Luca, tu! Cavaiato, la Luca! State zitta, siete dell'onco! Senti, mi sono morte di paura! Sì. Vedi, ho fatto la faccia blanche, non gridate! piano piano! Ho capito! Non gridate! Non gridate perché se ne si accorgono che sto con ma arrosto come un lasso! Ma dopo! Sì. Che Stai è? facendo un sacco di mosse! Giusto. Che sta succedendo qua fuori? Sì. Chi è che ha sparato? Perché stanno lucando? Perché Sì. tu hai Piano! Avete una tiroccio la bocca! Come ti cocci? Tiroccio! E questo che cosa hai preso? Che sta succedendo? Ma si può sapere? Non gridate! No, non grido, Non gridate! Perché è buia? Non capite. Perché scappa? Perché stai scappando? Allora volessimi cazzotti, ma che stai dicendo? Chi è che su cosa ha preso? Zitta! Questi della compagnia italiana, cose mai viste, cose pazze sono successe, cose che in un teatro non si sono mai viste, manco il cacchiuso sta buono, niente. Che sta succedendo? Deve dare una Ma spiegazione. che vuol dire a fare, signore? No, parliamo. Ma che devi parlare! Ma che ne parliamo a fare? Devi parlare! Racconta la storia che sta succedendo. Ma non volessi mettere un tarlo in capo pure a voi, No, capiamo parlare. Allora, niente, cose mai viste, violenza inaudita, violenza a coppa, violenza a sotto. Figuratevi che a un certo punto uno esce da cadere e ha detto attenzione! Pantaglio! Se dice fesse uno buono, vogliono pazzare! Ma ti devi stare zitta! Sarà Non per- devi parlare, quando stai spiegando? Sarà per la puttana, sarà per... Hai scopo di pupare! State zitto! Uno ha detto attenzione che io tengo la spada! Una coppa me la risposta, io tengo il bastone! Mica il canto! Sai quando oltre il sempre, vai! Ma vedi se la finisce qui. Capaianga! Io tengo il bastone, io tengo dove? E poi è qui sfruttato, non si è capito più niente! Senti, canzone, ho capito tutto quello che hai detto tu, però chi è che ha cacciato il sciabolò? Chi è che ha cacciato la spadò? Chi è che ha cacciato la pistola? Praticamente si è capito, ma cosa si dice? Dice, Ci parlato, faccio un signore! E basta, siamo in un teatro, il teatro è un luogo di pace, di serenità. Gentile pubblico, buonasera. Chi sono che va qui? Beh, che resta la conferenza? Chi te sa? Chi sei? Che vuoi? State al posto. Dite. Gennaro. Chi è che mi sta chiamando? Gennaro. Dite, signora, dite chi è? Gennaro. Ma chi è che mi sta Gennaro. Forse Passani. Io so con sta freva angulla, tu mi dare. Hai ragione, Gennaro, mamma mia, cose pazze. Senti, ma tu hai spiegato che non è successo? Se me l'hanno detto, me lo spiegavo. Non si è... Allora, ti parlo! Momento. Momento. Signore, un momento. Guardate, quello è successo una disgrazia. Ecco. E che disgrazia adesso sì? Signora mia, e che disgrazia è successo? Cose mai viste, cose inaudite, violenza a coppa. Sabato tu sto fare? Me l'hanno chiesto. Giustamente, ecco, vedete signori cari, gentile pubblico, noi stiamo con Mallassi nel mezzo ai suoni. Signora mia, io voglio bene, ma noi stasera la tragedia Francesca da Rimini non può avere luogo. Mamma mia, quanto siete brutta sotto e sotto. Signore. Che avete detto? State passando niente, ma che stiamo andando a teatro, signore, dovete Che avete detto? E che ho Allora, detto? ti parlo! Sì, signore, che No, che hai detto? Faccio capire, mi facete parlare. Avanti. Che l'annunciata tragedia Francesca da Rimini non può avere luogo. È partito una volta. Ma siete marito e moglie, te e tu? Ma che lo sa, Patrizia? No, perché vi muovete tutti e due. E tu così lo dici?
Sta morendo? È buono, Forse mamma non so da ciccia qui. Ma credo. Ma sei cogno! Care, in due bagni. Accompagnate a chi si conosce per cortesia. Parlate! E come... Parlate! Ma che ne vuole che almeno bene a un certo punto? Ma che ne? Signora, possibile. Non siete andati retti, signore. E come me la gerisce? La ballando? Senti, tu come lo dici, noi stasera siamo venuti per vedere la Francesca. Mi dispiace, ma io non posso fare manca a me che là. Esatto. E chi è vostra venire là? La sora cucina Francescana. Può essere pure la sora Carnale. Io voglio vedere la Francesca. Ma- Tutto il pubblico vuole vedere la Francesca, è vero? Non potete vedere. No, signore, state zitti. Francesca, ma qua Francesca, ma state zitti, ma state zitti. Stai zitto. E ciao! Sabato! Sabato! Non c'è no. Sabato! Non c'è no. Ma chi stanno ancora a cadere? Ancora non sono chiusi. Avete inteso? Mamma mia! Mamma mia, non ce n'è che paura. Ma è un 10 a me! Mamma mia. Io non sto surando 7 cammini. Mamma, mi devo a me. Avete visto che starnuto ha già fatto? Si passa. Un starnuto ma sta poi sta. E sei? Devi passare un guaio. Lo so. Arreda a me ti metti a fare un Lo so, starnuto. avete ragione. Sabato non ci avevi a calmare un Ho po'. capito, sono chiaro. calmissimo. Vabbè, comunque voi dovete stare calmi e tranquilli. È chiaro. Come sapete è successo? Ma non faccio lunga, ma qua. Fosse una cosa Sì, un momento, sì, ce l'ho il biglietto. Buonasera. Chiedo scusa. Senta, chiedo scusa. Ma non ci stanno più Chiedo posti. scusa, signore. Anche Al bar. Sì. Hanno chiesto il biglietto qui, non hanno capito con chi hanno a che fare. No. Sono super qui l'Avenida a Milano proprio per vedere la Francesca degli Incornati. Ma quando no? Non sarà che l'è successo, scusate. Cosa? E si dice che la prima attrice l'è morta. No, uomo! Ma chi è non è morto? guarda, Non è no. morto nessuno. Ma non sarà che l'è successo. E cosa lei? Cos'è? Guarda turco. Permetti che... Sabato. Spiego io. Spiegato al signore che è Eh successo. sì, ma... Il piccoletto. È un piccoletto, faccio io un piccoletto. Te lo spiego io perché pure io sono dei Sei miani. a posto tuo, vero? Sono pure io miani, te lo spiego. Ah, sei di Milano? Sono dei miani. Sabato, Andrea, se possiamo Ci perdere. capite, a un certo punto, stamattina, sapendo che va a venire a teatro, mi sono bustato un bello pallatone di pane San Bastiano. Cioè, ci misi chi ne pulpetta a Indy con Raul. A un certo punto mi si chiamando la prima morsa e la salsa che scorreva con tutto quanto cai e ti la finita in cazzettine. Ha fatto due strisce rosse vicino al cazzone, una qua e una da là. Sono trasito sul genitore, sono uscito carabinieri alla dentro. Sabato. A un certo punto, arrivederci, vediamo. Arrivederci. A un certo punto, a la seconda morsa non l'avessi mai fatta, la salsa che è schizzata, una caccia da sciabole, la pistola è ributtata, po, è arrivato chi sto io. Ma credi che stai parlando con frate? No, nel senso voleva... Sono il direttore della compagnia. Un po' di Ho rispetto. capito, ma voleva aggravare la situazione, Aggravare, hai capito? così. È arrivato lui, il direttore della compagnia, e chi su qua, no? Sentite caita, sentite, salazzi caita. Ha detto in italiano, perché io poi comunque... Salvatore! Salvatore! Scappa! Che questi cade, ne bomba a mano! No, madonna, addirittura le bombe a mano. Ha ragione. Non era, Cosa l'è successo? Cosa ne scusate tanto, quella esagera sempre, qua bomba Ah, mano. boh, Si è fatto chiara. No, ma non erano bombe, erano... Che erano? I cornetti. Ma state zitto, bombe e cornette, no signor, questo si fa prendere dalla mano e racconta queste cose così. Ogni tanto, ma posso chiedere... Sul direttore. Vabbè, ve lo dico stretto, così ci andiamo subito. A un certo punto esce uno e ti acchiappa a kill, piglia kill. Ah, vedete che si acchiappa, lascialo, a forza, a capo, parecchio, no, sei un musso. Dammi. Non so se mi sono spiegato. Arriva tanta lighiera, ma va. Ma siamo sicuri che è di Milano? Ma qua a Milano. 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 Ah, Milano! Milano. Volevo dire, Che? No, nemmeno una parola. no, io l'ho detto, Milano. Milano. Ah, buonaello, che fa? State zitto, Nael.
1000 chilometri di distanza aereo. Allora, gentile signor, adesso spiego io perché veramente ha spiegato con i piedi, non si è capito niente, ha chiappacchista. Ma che te ne dà a fare? State sei tu. Ma da lui, muscia in dei gusti, che non è da... non comprime, non accata niente, dai. Allora, senti, zitti, fammi spiegare. Allora, cosa l'è che è successo? Allora, gentile signore che viene da Milano, adesso le spiego io la situazione, così lo spiego anche a tutto il gentile Che pubblico. bella cena, sei diretto. Questa cosa così. Capisce tutto. Dunque, questa sera... Silenzio! Silenzio, cabrone! Basta! Magari, Vi caccio, Vi caccio! Sabato, magari, c'è qualcuno qua. Parlate, Dunque dice, questa sera... Signore! Basta! Basta! O direttore sta parlando! E mi fai parlare? E se uno accadrete, ma lo ricordate che lo piccolino che ho visto qua, che lo fatto là, la compagnia, ogni tanto Stasera, la compagnia. la compagnia! So io, Sabato. Lo facilitare qua, Ma fammi un piacere. Io mi stavo dando un tono per parlare con Milano. ma voi cagnate voce! Sapete perché io sono un attore. Io sono un attore a differenza tua. L'attore, io come attore cambio voce, cambio faccia. Cagnate mestiere, a me! Io prima o poi te ne caccio a te. Dunque dicevo, noi questa sera, ma poi parlo normale, se no mi faceva mattina. Questa sera avremmo avuto il grande onore che la compagnia italiana dei Tragici dell'Incornata ci avrebbero fatto l'onore di rappresentare nel nostro grande teatro la grande tragedia italiana, la grandissima Francesca da Rimini. Il grande allitterato fiorentino, Silvio Pellico. grandezza di... Dai, bravo! Bravo. Viva la tragedia! Viva la tragedia, viva la tragedia. Stasera non la potete sentire. Guarda, guarda per qua! Signore! Perché? Ma che lo va a nutrice? Dateci il canzo! Ma chi Ma la cavo, sai quando? O 7 e mezzo cavo, tu sai quando andai a Cosa sballare? sono queste parole? Scusate, Ma ieri? aspettate un momento, vi spiego, non quello è un modo di dire. Calma. Dicevo, se non ci date il canto, se non ci date il tempo di spiegare. Ah sì? Sì. A noi tempo si chiama coraggio. Canzo! Andate avanti. Andate. Dai, su, dai, vai. Andiamo avanti, andiamo. Si sono miseri. Vai avanti. E mi sa, ma si dove figlia chi le voce? Ma fatta la famiglia. Mi sa, finisce la coppa, lo strumento di te. Sabato. Dunque, dateci il canzo di andare. Ma perché mi pigliate collera voi? Questi sono canzi. Sono canzi che a voi non mi riguardano. O canzi un nuovo vostro. O canzi è da signore. E vabbè. Andate avanti. Andiamo avanti. Andate avanti. E allora- Andate avanti. Andiamo avanti e si sono faciti fare. Vi Andate andate a schiattare sulla... Vi hanno dato una poltrona? Sì. E andatevi a schiattare... Un momento, in coppa la poltrona. Forza, dunque... Una minaccia questa. Allora, Non è che l'ha detto, che ma non sì, c'era. E questo passo al secondo atto me lo faccio. no, e che ha detto? Che ha detto? Eravamo rimasti al cazzo della signora. Ed è il suo. È il suo, io lo Sono so. lì a borsa, quando lo faccio... Che lei e che lei. Apposta. Vai avanti. Dunque vi dicevo, la compagnia, ecco, era già pronta per accominciare la tragedia. Sì. Quando ad un certo punto la prima donna della compagnia... Carletta Marchetti. Carletta Marchetti. Come si chiama? Carlotta Marchiotta. Faceva il marchetto. Che ma non lo so. Come faceva il marchetto? Ma che conosci a questo? Oh, se nei cartelli, marchiotto fa il marchetto. Ma state... Salvatore, non ci mettere pure tu, già da incassi tre, hai tutto ragione, il pubblico. hai ragione. Dunque diceva, che dicevi? Mi hai fatto perdere la rossa armatura. Sì, siete fermati vicino alla marchetta. Vicino a marchiotto. Lì, la prima donna della compagnia, Carlotta Marchiotta, diciamo, ha avuto un mancamento. Sì, Ad a volta. Credi? acqua e sale. No, una tua mano. Dite, Qu'est-ce que c'est, ma capito?
Che sei una a volte è facile, un mancamento è quando che a un certo punto se ne è scesa in te panne, se li puoi fatta in te, no? Se li quasi è rimasto un po' come di dare la signora. Ah, chiama, mettiamo un dosiglia. Ce l'hanno buttato con la pezza, ce l'hanno Ah, buttato. no, signore, come si dice? Mancamento è... L'è svenuta. Bravo, è svenuto. Ma vale un quarto che asciuttiamo la Treccani, che Ma tu a forza lo pigliano mazziata. ma dillo è preciso, è milanese. Quindi, come vi sta dicendo, la signora ha avuto il mancamento. Allora il primo attore, suo collega, che cosa ha fatto? È andato nel suo camerino per vedere se le poteva dare una mano. Fate bene, Cristiano. A un certo punto, mentre se la maniava sana, per farla ricciatare, che ti capisci? Ha girato la porta! E sotto la che... pubblica così. Fai un cazzotto. Che... Ma ti pare un momento di fare un zappatone. E voi avete... Ha girato la porta! E sotto la Ma non è che quando uno rapa la porta parte un zappatone. Ma io parto così. Giurimmo sta porta, lascia stare. State fuori, A me che mi mette a mezzo. state fuori. A un certo punto, ha raputo la porta, il marchesino spennapele. Vada No, voi. non continui. Mamma mia, quando è passato un aio, guarda. No, un'altra questione. Chi li è spennapellare? E chi ne è spennapellamo? Spennapellamo nel senso... un po'... sì. E poi sa chi la fiamma che frie panzarotti e fieta. Vado, lascia stare. Pozzaio. Non cadere nella trappola. Ho capito, ma che devo fare? Lascio stare. Ma che devo fare voce? E chi è uno che sta proprio... Io... la La mando. manda. Ok, autore, bravo. Esattamente, spennapellare la manda. Allora, prende sto fatto che sta mano che saglieva e scendeva per farla ricciatare, ai vicino a que, fermi tutti, questa è la mia manda, vi sfido a dovello. Addirittura. Ha pigliata la sciabola, patapumf, e l'ha rata di fronte al marchesino. O marchesino spennapelle, prende questo che ha fatto, ha pigliata la pistola e ha fatto pupù a cadrete. Sai che fieta? Ma che pupù H3? Ha fatto pum pum. Ha fatto. La pistola ha fatto. Ah, poi era un pupù Ma chiuso. state zitto. Ma io ti pare che era fatto pupù H3. A Burgo. Spennapelle, ha pigliato la pistola e ha fatto, ha sparato all'imbazzata. La Carlotta Marchiotti, cioè la prima attrice, è stata pigliata in striscia. Quando ha visto sto poco sangue che sceva, la povera signora come si è giù dentro squaglia. Ma da volta che ma che c'ha spezzano della mano? Le squagliò e giù dentro la paura. Ecco, si è spaventata. Signora, la paura. Si è spaventata, capito? Quindi, Questa argomentazione non ve le fate proprio. Ma parlate in faccia mura. Noi vogliamo vedere la tragedia francescana, va bene? Sì. Oh. Ma come? Io vengo da Parigi dopo 20 anni, alla mia Napoli, che ci manco per vedere la francescana e tu dopo 20 minuti mi dici che la francescana non si fa più. ma come signore non si può fare? Ma invece non si può fare. Abbiamo- Va bene, basta. Aveva ragione. Signora, la compagnia italiana non ci sta chiusa, No. né chiusa. Non è arrivato. Prende lo strunzo a cadere che ha sparato la colpa di pistola. Ancora. Basta. Ci vai a parlare con il direttore. Non ho capito. Ci vai a parlare con il direttore. E va a parlare con il direttore. No. Hai capito che Ci capito. Va a parlare con il E direttore. sappiate che se questa sera non si fa la francescana, io faccio succedere la rivoluzione. Madame, ma non mi pare che... Se Sì, ma dicevo... tutti insieme a me. Yamma. Madame, ma arreate, Ma tua madame, falla a che l'anziano, dai.
Sabato che si parla? Ah, Francesca, ma che te ne la Francia? Ma si mettono lo champagnisette in capo, ma per piacere, e champagnisette, State zitto, ogni tanto se ne esce che termini, o pulpallesse, ma che lei? La stessa cosa, non era manco il pane alla Francia, e chi li Cristina ha buffato, sì che è lui. Sì, le baguette. Come? Baguette. E baguette. E i cinesi e gli altri, nei francesi e bagna, se mai. Ma ho fornito. E baguette. Ma qua baguette? Poi che Ma baguette. state zitto, tu non sei un napoletano, sei l'italiano o la sapevo un francese. Vabbè, State zitto. Dunque, gentile pubblico, la madame è andata là, ma io ve lo dico, gentile pubblico, non è colpa mia. No, io non mi avessi fatto chi sto torto, mia moglie è stata a fare sta fassaria. E che potevo fare? La modacciria. Un marchese. Ma qua marchese? Con tu, la mela e con pasta. Stavo fa tutta quanta. Ma fornuto con il zappatore, attacca a livello. Scusate. Dunque, vedete un po', che sto in queste condizioni, perché come già salva la situazione, che si mette pure il sapere. E dunque, dicevo, gentile pubblico, io non è colpa mia, noi siamo abituati, noi siamo attori di farsa. Sì, noi siamo attori famaz. Ancora. Non si riesce, si se ne accorge. Siamo attori di farsa, cioè che interpretiamo le farse. Bravo. È chiaro? O signore qua, vedete, non quindi- c'è là, è attore del greco. Io sono attore nazionale. Ah, buono, no, basta. attore del greco. Ancora questo fatto. Allora, che vi volevo dire? Noi siamo qua per sbaglio, perché prima di noi c'era la tragedia e dopo dovevamo fare le prove della farsatella, Pascariello, soldate concettate. È chiaro? Quindi siamo veramente, ci troviamo qui per sbaglio. Anzi, io vi dico di più, se voi volete restare qua e farvi 4 risate con la farsatella, noi siamo contenti. Certo. È chiaro? Dite. Perché la tragedia... Dicevo, gli attori Non mo si può. stanno venendo, mo vengono, non possono tardare, che sacci, non parlano che stanno qua, vicino a voi. Ehi, Ma cosa ha detto? Che dobbiamo restare qui 2 ore? due. Va bene, un momento, ma mica restate così con le mani in mano, No. Non si resta, noi siamo qua a vostra disposizione, che Sì. possiamo ammazzare un po' il tempo. Pure a chi voi Piazza sta. Dicevo, ammazziamo il tempo facendovi qualche numero nostro. perché- No, dai, su, racconta tu barzellette. Ma guarda il bazzoletto, ma che stai in da cantina, per Noi piacere. possiamo fare molto, noi facciamo noi, giochi di prestigio, noi facciamo qualsiasi canzoni, qualche Eh. passo di danza. Io per esempio, io Pitto, posso fare un quadro. Tu te cucini, scandinavi, ma che qua? Signori miei, noi siamo grandi artisti, noi abbiamo la bellezza di 90 numeri. Vacci ma dopo, Parla con chi lascio stare. il suo paganello ma. Dite, Signori, su, fate la vostra richiesta. In che cosa volete che vi... A forza devo parlare, non sentite, non sentite. Da questa parte, su, fate voi qualche la richiesta. signora col cappello. Al signore, sono io. Qua. Ma non poi dice perché ne trovate uno morto, pure io. Oh, capisco. La morte del cigno. Non ho capito. Facci la morte del cigno. Ma state facendo? No, soffrire il cosci perché lo volessi. Proprio la morte del cigno non si può fare. Oh, ma no. Ora che è morto il cigno. Sì, l'hanno sparato da selva. Quanto mi dispiace. Però c'è un però. Sì, c'è un però. Si può rimediare. Ecco. Va a casa e va a pigliare la padre dei soldi, va! State Che è sta ragazza soldi? che starnazza? Qua! E me così. A me. A te! Questa volta ha ragione lui. Oh! Mi ha accumulato un biglietto e voglio essere rispettato. È È chiaro? È chiaro? È vero che avete pagato un biglietto, ma non ci potete trattare in questo da quando No, è lui che mi ha trattato in questo Io! Perché non saprà il sordo! Salvatore! Hai capito? Che stagno si fa? Sta zitto. Ma tu hai capito che qua dalla ragione passiamo al torto? State zitto. Giovanotto, e poi pure voi, caro signore, che fate questa cosa. Per chi mi avete pigliato? Per Carla Fraccia. Allora, per Carlo Flash, dai! Pire se ne ha da mettere sempre a su. Roberto in bollo! Roberto in bollo! Ma che è Umberto in Bollo? Roberto in bollo! Roberto Bollo! No, Roberto in bollo, non per me! Ah, Salvatore! Ah,
ridono poco e basta. È chiaro, mo la devi smettere. E a fornire. E basta, perché mo mi devo vestire di autorità. A questo punto mi devo vestire. Io sono il direttore della compagnia. E chi Ma è? che ti fotta a te? Chi è? Sarà uno che è venuto a rompere le scatole che mi fa. Dunque, gentile pubblico, scusa, ecco qua. Oh, cuore. Ah, sta ancora. Oh, vedete com'è bella la calma? Bravo. La tranquillità, la serenità. Caro! È trascinata voi! È trascinata! Roba spinta! Ah, sono roba spinta! Signore, Sappiamo a questo paese sempre le stesse cose, ridirettare il gnappa! Non ci capisci? anche una parola. Il direttare il gnappa! Gnappa. O direttore giusto! Vabbè, Signor- mo ridevano, non mi preoccupare! Ah, siete a te! A chi? A me? A A me? No, no, A voi! A chi? A A voi, me. sì, Magari sì. stasei addirittura gli Vabbè, avvisati. ormai, sai. Ah, siete a te! Signore. Fine Caterico! Beh, Si stasera che non si fa Francesca D'Arini. beh, Ma che chiama frate? beh. Che sta rinda a paranza e Raffaele Mano Mozza. Abbasso porta. Io faccio venire qua. Raffaele? A frate mio Raffaele. Tutti e due? Mano Mozza. Che... È chiaro? Guardate voi. Parlateci voi. Signore. Signore, scusate, ma perché volete scomodare l'illustre fratello? È chiaro? È chiaro, proprio... chiarissimo proprio. Ma pure mano mozza, ma che bene a fare con una mano? Salvato! Ma come cammini in coppia? Ma che... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Scusami, c'è capite, Maricesi. Vabbè, solo un po' di te. Chiarissimo, veramente. Un francese non sa, ma un napoletano i segni sa. Ha fatto proprio bene. Ha fatto bene, va bene signore. Allora vabbè, faremo questa Francesca D'Arini. Meno male. Va bene, così ci avete convinti, ma non proprio per una questione, sapete tu? Ma che panissa parte? Ma chi sta invitando me che la spina e fa? Sentite, dica signore, ma la posso chiamare a voi, faccio una faccia tanto. Ma non è un fondatore! Ma non lo so. Allora, non vi preoccupate, la facciamo la Francesca D'Arini. Salvatore, no, sa da fare. Tu hai capito che si chiama Franza? Salvatore, siamo su capo a terra. Sì, ma forza, sono cane. Va a finire uno che non è. È uno che va a finire uno. Salvatore, ma hai su capo a Sì, terra. che sta parte? Uno in giampo, che no? Ma un lungo per alzate che parla Ma molto. che stai trovando? Un cane muzzo, Ma che stai picchiando? un capo a terra. Stai zitta, siamo su capo a terra che c'ha muovere, no che picchiamo un filo intero. Dunque vai alla cantina di Don Ciccio e chiama a Nicolina, a Manicucci e a Pasquale e farli venire urgentemente qua perché dobbiamo fare la Francesca Ma voi D'Arini. siete sicuri? Guardate che noi non stanno in condizione di ammazzate. Questo lo so per certo. E allora? E allora che mi fa? L'uomo mano. Ma che lo amma mano? Che abbiamo ammazzato lo pubblico, c'è Ciro... Mano Muzzo. Mano Muzzo. Vabbè, che ci fa? Mano minore. Va alla cantina di Don Ciccio, Sì. chiama Nicolino, Manicucci e Pasquale. Vabbè. Devono volare qua. Corro. Corri, bravo. Dunque, gentile pubblico. Oh no. Va. Allora dice, gentile Non pubblico. dà niente, sto un cocco. Perfetto. Dunque, allora, gentile... Ma ci metto, va. Sta attento! A forza. Ecco qua, gentile pubblico, scusate tanto, ma veramente mi aspettavo una serata tranquilla. Invece proprio è stato tutto all'incontrario. Anche perché adesso ho mandato a chiamare gli attori della mia compagnia, così metteremo su alla meglio questa Francesca da Rimini. La speranza che un vada terni c'ha la manna buona. Questo è scritto in un italiano difficilissimo. Difficilissimo, figurate la mano a noi abituati che è farsatello che poi sciavi e fuori. Qui ci devi assistere su. No, via da arrivo, no, magari hanno aperto un manicomio stasera. Tutto il caso stanno guarda che venne da Germania.
noi mi chiamano l'uomino del cielo. Hanno detto che la 10. Accettare il biglietto e tutto quanto. Quanto è l'area lì? Ma che fortuna! Ma che sentono le mie orecchie, la voce di Don Anselmo! No, buonasera! Carissimo Don Anselmo! Ma che gioia! Pubblico scedato, pubblico che dorme, o pubblico che vota sì, e non dove che trassi! Vabbè, Non ci stanno biglietti! Don Anselmo! O biglietti mi, non varo! Oh santa pace! Carissimo! Don Anselmo stasera ci manca! Don Anselmo, ma che ci fate da queste parti? Certo. No, i tragici dell'incornata. Don Anselmo carissimo. Incornati. No, non hanno ingagnato niente, un uomo è stato sempre lo stesso. Dicevo, il nome è stato sempre lo stesso, è chiaro. Ma Francesca Darini non lo puoi perdere questa tragedia. Sì. Tu sta tragedia non la puoi perdere. Perfetto. E non la puoi. E invece la vita perduta. Voleva più sbagliare. No. Hai urnato la vita ingarrata, sono loro che non ci stanno più, Don Anselmo. Ma ora chi scusate? Come loro chi? La compagnia italiana, i tragici dell'incornata. Se ne sono fiuti, è successa una cosa. Non avete proprio idea, non c'è un fatto è lungo, mo è lungo troppo. No, che spiega, cominciamo a rogare, non so. Io quando mi ha detto zucchero avevo. Sì, va bene. Sto capire tutto, da là a te, quello che può riuscire e quello che può fare. Il cielo non ce l'ha, oggi non può. Grazie, troppo buono. Troppo buono, veramente. Sono onorato, che è successo? Don Anselmo, dovete sapere che la compagnia era già pronta per accominciare la tragedia. Quando a un certo punto dal primo camerino, il camerino era la prima attrice, c'era la prima attrice, a Luca pazza, a Luca appiccichi, sparatorio, colpi di revolver, spadate, sciabulate. Una specie, Don Anselmo, qua non si è capito più niente. Dopo tutto sta baraonto, chi se ne è fiuta una parte, chi se ne è fiuta un'altra. E qua dentro degli italiani ne è rimasto più nessuno. Tutto straniero, la compagnia degli italiani. Siamo rimasti soltanto io, Salvatore, questo gentilissimo pubblico che sta aspettando logicamente di vedere la tragedia, e 3 grandi signori e faccio trattata che mi stanno facendo fare un fegato tanto. Loro è la tragedia, L'ho mandato un attimo alla cantina io un ciccio a chiamare Nicolì, a Pascalino e a Menecuccio Mezzarecchio che devono venire subito qua. Perché la tragedia l'hanno fanuto, non si, capite? E già da però lo pubblico. Non sì, purtroppo questo offre la piazza e che si mangia pigliare. No, che fate? No, non sì. No, vi ringrazio di tutti questi applausi. Che come la fai? Donna Se, voi la dovete fare insieme a noi. No,
Donna Anselmo, allora, visto che... ad volta, grazie. Donna Anselmo, caro, visto che già siete abituata a pigliare mazzate, mo' un metro, scherzo. Un applauso a Donna Anselmo, accogliamo il palcoscenico. Donna Anselmo, via questa parte. Donna Anselmo! E ancora già finito, ma questo? Chi è che sa? Donna Anselmo, Non mi date cuore! Donna Anselmo, illustralo. Ma che sa? Insomma, che pure figurato che si sono menati appresso questi italiani quando si sono iniziati un pochettino ad invocare. Avvocatura sotto, avvocatura sotto. Che si sono menati appresso? Le parole. Ma fossero le parole, non so, di tutto si sono mandati. I pezzi della scenografia, volavano a qualcosa. È stato che non è una cosa veramente inaudita. Inaudita, poco. Ma a proposito, quando poi si appiccicavano le femmine specialmente, quando poi nel bisticcio le parole, voi capite venire che sono italiano. Ragazzi, voi lo sapete che sono italiani. Voi lo sapete, io ho qualche esperienza di qualche compagnia di un certo come no? Come proprio per questo? Qualcosa si capisce. Sì. Ma ho fatto che non capisco il loro comportamento. Queste gente che veramente non si capisce. Ragione, o pubblico la da sapere, che sta gente italiana che fanno le tragedie, ma pensano tutti in una maniera. Ma come si può fare? Che stanno sempre con una fella di limone in bocca, stanno sempre con una faccia bianca, sempre seri. No, vicino a uno milanese, dice, ma siete un po', faccio parte della compagnia, ho capito. Ma ridere poco, ma che è passato? No? Ma no, vergogna di ridere! Oh, c'è tanta gente, e quanto c'è? Di dai! Allora, tu fai una risata e dici, e ti senti meglio! E che se che cacci è? E fatti una fattella, una risata! Guardate qua, ma chi perciò, come fanno a ridere? Se leggono questi fatti che sono mattuti? Eppure che sono tragedie vere! Pubblico, la da sapere, sta Francesca Tarini, loro si non leggono, non parlano! Esattamente! Hanno bisogno di un copione, invece noi differentemente, così noi siamo come attori di farsa, noi siamo farsari. Noi siamo attori di farsa, noi improvvisiamo, andiamo spalla a spalla, coscia a coscia. Fin quando noi il copione non lo leggiamo proprio, lo mettiamo da una parte e andiamo avanti. Ecco come stiamo facendo stasera. Avete capito? Il copione non serve. No, non serve. Vedete che il copione non mi come banda, basta che chiacchiera. Su, me in mano e facciamo su. Come fa? Ma fa Francesca Tarini. È necessario proprio che si faccia cosa. Stata fa per forza. Io ho dato la parola al pubblico. E poi non tanto per noi, ma proprio per loro che stanno aspettando. Sì, perché prima di tutto chi viene? Il pubblico! Il pubblico comanda e noi siamo i loro servitori! Noi siamo i loro schiavottielli! Ma mo il pubblico che va trovando? La tragedia. Ma che sto sceso? Lo pullman di San Gerardo? Guardate qua c'è la... Guardate, qua c'è la Madame. Questa viene espressamente da Parigi. Ma questa è una matassa! No, non ci capite chi è? La Madame. Ah, tu vieni a capire, sotto la torre! No, non lo vieni, sotto la torre e fermi! La torre è la ferma! Mi vedi da Milano, Lui invece da Milano. Si viene sotto tuo, mi viene tu, capito? Si viene sotto tuo. Tutto a posto, ho capito benissimo. E chi lo sa? Io vengo dall'Italia. Tu vieni a sottano Trump, tu sei senza da Caivano vieni tu. Silenzio! Silenzio, non so dove non so buono. Hai capito? Piccolo uomo di Caivano. Non sei, hai capito? A me capire è buono. Hai capito no? Io sono di Caivano fa che si è Don Anselmo. Ti viene a Achille che è in Milano, non è mai venuto con te. Don Anselmo, è fuori. Signori, pure voi abbiamo detto che la facciamo, la tragedia. Non quando? Quando? Era di soldi. Ma che? Un po' di tempo. Ci vuole un pochettino di tempo. E quando? Lo vediamo un pochettino, poi dovete sapere che questo copione qua
è un italiano stretto, è un italiano strettissimo, è un italiano che si vede e non si vede. Questo qua non è un italiano semplice, hai capito? Corto di Vairana, questo qua è un greco romano. Greco romano, È un greco, siamo un romano per dire. Ma che sta? Sono spiegato no? Comunque queste sono cose che per leggere sulla manetina. E non è che è bello e buono se potremmo mettere così al gym sti cose. Noi il greco romano lo usiamo con... No, che le tufo, le tufo, l'ho spiegato, quindi tutte queste cose ammassano poco calmo. Capito? Mezza bolla, capite quello che dicevo? Allora questo che voglio, noi adesso che cosa facciamo? Ci mandiamo che la capo in due copioni, io, Don Gennaro, Don Anselmo, ma ne cuccio, Salvatore. Diciamo, Excusez-moi, quanto tempo devi tenere la capo qua dentro? diciamo, minimo un pare ore. Ma cosa stai dicendo? E noi rimaniamo qui 2 ore. batte! Pagate un biglietto. Batte, ma la gente che sei nato in Ruglia, che Lasciate stare, non prendete dannazione. Dannazione, che fai tu? 2 ore? Ah, caite, mezza no, 2 ore solo. Proprio per renderci un poco conto della Vai situazione. giù, ma quanto mi... Ma chi se giù sente allora? Madonna mia, ma non facevo guarda mai nel capo. Aspetta, zitto, volevamo di schiato. Donna Anselmo. Tutte le parole che faccio tra siccati, ma che ti credi che è una cosa facile? Bella buona, ma fa Francesca Danilo, questi stanno 300 per su, a rischio una macchina però non si scommano e sa. Adesso me la mandi, se ne va, state pure. Ma noi possiamo qui. E vabbè, dateci, quanto tempo possiamo? Diciamo, ce li date 20 minuti? 20 minuti. Almeno, ma proprio per fare qualcosina, insomma, perché... Allora sei venuto a pigliare anzidia proprio, 20 minuti. Va bene, 20 minuti. Ah, va bene, no, uomo milanese, vieni guardate il modo si ferma. 20 minuti, va a guardare un po' che immagino, ci metto un bigliettino e dopo. Ma va bene. 20 minuti. Si sono messi tutte e tre, chi se... Non lo so. Ma come si chiama quello che sta rompendo le scale? Allora, che la mezza botta, ma che... Allora, quello che voglio dire, ti assettai, ma voglio, tu ti assettai. Nanzi! Chissà me, ma come quello. Nanzi, voi mi dovete aiutare a me. Immagini che volevo sapere, mi facete scommessa che cango però voi... già tengo tutto spezzato a cadere. Vabbè. Dio sappiamo, Prego. non è botte con l'altro. Aggiunto avanzati 5 anni di seguito perché si compagni vanno a camminare e chiamano sempre a me. Siete abituati, quindi lasciate A stare. chi lo vanno sempre a prima, ma che viene qua? Sto zitto, cammino, stai zitto. Allora, Va, un quarto d'ora, va bene allora. guarda, stiamo Va scendendo bene, un sempre quarto più. d'ora. 20 minuti massimo. 20 minuti basta. Intanto loro Va bene, allora vi voglio dire, ma adesso che i 20 minuti li abbiamo acclamati, possiamo fare soltanto i 20 minuti di prova, mentre noi proviamo questo greco romano qua, voglio dire, voi qua che state a fare? Che state a fare? Andiamo in bar! Ah, certo, la buvette è a vostra completa disposizione. Là ci stanno servette, cassate e spumoni! Intanto mettete la mano in tuo cazzone. Poi, noi dobbiamo venire senza voto per pagare, che buona educazione! Fatramento noi ci apparecchiamo con il copione. Bene, maestro, per favore, volete allenare un pochettino l'uscita del pubblico? Una cosa Grazie. allegra, una cosa che proprio che già stanno con la faccia tagliata. Vai! Vai! Maestri! Maestro! Maestro, tu chi? Ma metti una cosa allegra, una cosa che già stanno con la faccia tagliata. Ma che metti, sa botte! Della laia, metti, no, che sanno marziali.
bar. Noi ci mettiamo, facciamo la più sipari e ci facciamo una bella prova. Volete ne vado buono, se ci stanno, prima se ci sto curte caivano, chi ne curte ballo cavato, Non ci mi intendo. tengo paura, ci piate ammazzate tutta la gente corta. Ma non vi preoccupate, lo vedo io. Vedete un po', qui lo curto sta a destra, Non ci sta nessuno, innanzitutto. nessuno. Non c'è nessuno, sipario? Sipario, vabbè, ora poi si parla. Ah, vedi. Ora, meno male, se non si Ecco chiude qua. tutto quanto, stanno a bar. A sta fama da te. Ma io ci ho tenuto una paura prima, ma meno male che stanno a bar, noi stiamo provando, che non ci sta più nessuno, ci potremmo sfugare. Oh non si, ma si sapeva se ci stavano 5 o 6 persone della Repubblica che muovevano ranculo. Ma chi se voleva qua? Chi se voleva? Nanzi, ma voi state pazziando. Noi stasera eravamo venuti a capo, ci vedeva la tragedia Ho per capito. fare le prove. Ho Io capito. mi sono trovato Lo so, ma per me in pasto ai lupi. Ma come si può fare? Voi avete visto che la nostra che ne sta pigliando il caffè, speriamo che ce l'hanno volere, ce l'hanno volere. Speriamo che guardate, ma che lo curto, io sono il corto di che me lo fotte a me. Io si tu. A mezza botta la francese, torre del greco, o milanese, ma che bonità pacca, siete fa solo così. Vabbè, comunque, Nanzi, io vi devo dire la verità. Io non ho capito. Io non sono riuscito a capire come mai. Ad un certo punto, quando hanno saputo il pubblico, quando hanno saputo che non si faceva più la tragedia, no. si è pigliato con noi che stiamo a cancoppa, ha avuto un affronto proprio. Io l'affronto ottengono perché molto probabilmente vengono preparate per affrontare le persone che stanno in coppa al palcoscenico, però tutti e due non l'hanno. Non l'hanno e no perché cose sono cagnate, mio carissimo Don Gennaro. Si sono evoluti, che ormai la gente va trovando roba che fa sta giocare, si sono acculturate, ti capite no? Non ci serve più alla gente farsa. Un'altra volta questo fa la gente che fanno le farsatelle. Quindi secondo voi noi che facciamo il farsa ma cagniamo stile? Signore, non mi pigliate gol, no signore, non è che ci dobbiamo portare un pochettino a fare noi anche noi qualche cosa, una piccola tragedia. Sì, ma cominciamo che le piccole tragedie. Poi quando fanno le grandi tragedie, perché non ci stanno più perché stanno scommati, quindi non lasciatemi. Aspetta, allora fatemi capire una cosa. Sì. Secondo voi, Sì. secondo voi, la vostra esperienza, voi siete un attore Sì, navigato. sì, oggi ho faticato per coppe e barche, per No, coppe e navigato come attore, cioè avete fatto tante compagnie, tante cose. sì, Secondo sì, voi noi pure ci avessimo a mettere a fare, se ci mettiamo a fare il se la tragedia, tragedia. secondo voi ci riusciamo? Sinceramente parlando proprio. Sì. No. E allora che ne parliamo a Perché non fare? parliamo a fare? Io per esempio, vedete, un'altra volta, sempre perché vado girando per dentro di teatrina, e noi là, pure là c'è sempre una compagnia italiana, era fa una piccola tragedia. Chi se mi ha detto, senta, per favore, voi potete venire un po' sul palcoscenico, che c'è pure Carmela, la figlia della guardacessa, che ogni tanto faceva qualche particella, rinda qualche farsatelle. Lei e la signora potete venire, vi do una partecina per... una piccola parola, la signora che sta lì si mette ad ascoltare e lei deve dire la parola, va bene? Vogliamo vedere se ci riesce, lei deve usare un pochettino questo, la voce impostata un pochettino, quindi chi è? La voce impostata, non mi facete mettere paura che ogni tanto, la voce impostata e allora dovete dire che questa frase diceva Ravenna, Francesca da Ravenna con genitor Nandrai, che se mi faceva scema, Nandrai, vedete, la musica l'hanno mese, sapevano che sti cazzo è da io, non è da io, Nandrai. Allora sta Carmela, la figlia della Carmela guardacessa là, lo regista, e siete pronti un momento, che questa è una frase difficile. Lo so la Madonna, ma sono due parole, ci vanno pochi tempi. Carmelo prima ci muovono un po'. Chi è già scopato a terra, già va il momento. A chi è già sentito? Allora, siete pronti? Date la voce imbossata. Imbossata significa che imbossare la cara, sotto, la coppa, la rete. È un'imbostazione completa. Diaframma, di petto. Francesco! Non così più, Francesco! L'ambulanza! Ma che cazzo sa? Ma come parlare? Francesco! Da Ravenna! Congenitor Nandrai! 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 Secondo te aveva io o no? No! La stessa cosa mia! Nandrai!
non andrai, che la coppa a mano, il milanese qua sono tutto a chilo. Ne, che cazzo già fa? La già io già ne sta qua, ma che cazzo ne so? Vabbè, non anzi, ma non... Quanto a chilo? Non anzi, ma è possibile. Porta a me, a te, io e gli attori. Beh, e come non a me, buonasera, buonasera. È arrivato. E tanti solleva. Buonasera. E chi l'è chi stoi? Ma chi te sa? Sta parlando di casa, sta Ma parlando. perché tu fossi meglio? Hai capito o no? E chi sta a fare? La cantina ha fatto un'arta. Aiutarci a mandare la cantina. Bella che, l'hai Sta a presentare, ma lei questo russetto a faccia. Guarda, mi sono russato da cantina, La sai? cantina. Buonasera. 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 Sì. Sto che salutando a donna Chi si Anzia. quando sta avvocato, già dai chiamato. No, ma solo chi c'è sempre. E chi l'ha detto? Chi l'ha di tu sei in coma ai tiri con coppa non marcia piena. Ma non è come si sono combinati, ma non si hanno fatto 2 litri a Tutti parole. qua stiamo provando Quindi a tutti chiamare che- Francesca da Rimini. Che cazzo ma fa? La Francesca da Rimini. Ma la tragedia. Mamma mia. La facciamo tutte i giorni la tragedia. Noi la dobbiamo fare per forza, perché io e donna Anselma vi me la dà la parola pubblica. E mi raccomando, non potevo fare figure in merda. E non ci capito, per fare figura in merda e ti chiamate a me. No, che se la No, dai se la dai a se la dai a casa. casa. Sta troppo infuocato. Amico, ti devi raffreddare. E raffreddiamo. Andiamo. Andiamo a bella. O raffreddiamo. Oh, lascia. Andiamo a bella, che ma fai? Quando si infoca è che la mamma. direi. Allora, aiuto. Dunque. Tutto a posto? Tutto tranquillo, Ma tu, tutto- mi raccomando, tu sai... Gesù, io sono fatto apposta come suggerito. Anche perché il cavo pubblico sta aspettando, sta fuori, sta al bar, chi c'era 20 minuti, poi atrás. 20 minuti per fare una tragedia. Ma come sta dicendo? Andiamo a raugliare così, ci ma mettere la cava in un momento. Ma capito copiamo? Andiamo a bella. Tu stai manando. Sì, ma perché tu sta Ma presto? perché andiamo a fare la prova? E andiamo a bella. Dobbiamo provare che il pubblico ci aspetta. Facciamo presto. E capiamo come ti sei spesso. Sta un copione, sta un copione. Come ci sta un pubblico? Sta là fuori. Ti raccomando, devi leggere tutto quello che sa a capo, lo devi suggerire a noi. Perfetto. Questo è un greco romano. Che re? Questo è un greco Ma romano. non ci servono agli anni, che era meglio. Che cazzo stai dicendo? È in italiano stretto. vabbè. E da scifare largo. Larga. E che la ci mettono in da... Non mi capite come va a finire sta Sì, storia. non vi preoccupate che io poi italiano lo leggo come lo parlo. Gli amici cacchia. Vabbè, allora, donna Anzi, allora, voi che l'avete già un po' fatta... Sì. Ah, l'hai fatta sta cosa, l'hai fatta? Sì, L'ha fatta, l'ha l'ha fatta. fatta. Sì. Ti sta zitto, quando parli ti sta zitto. Sì, no, che quando sta infuocato fa schifo. Ma non solo quando sta infuocato. Allora, spiegateci un po' come ho fatta io. Sentite, non mi facete mettere a paura. No, dritto, non gioco. Spiegateci un po' come ho fatta io. Ma che state paziendo? Donna Anzi, Ma che state paziendo? Ma che state paziendo? Ma che state la sabana su cosa? Ma che cacchio uno? Babbo, uno zucco, Ecco, mi dà saturare, mi dà la cosa, tagliamo a preso. Oh, zucco. Mi sa a tu hai lo picnic in cuore. Insomma, così bello sto. Parlo io, posso parlare io? Io conosco buono il copione, la trama la conosco bene. Hai tu, trammo piglissimo. Sì, lo pullman dei soldi, capi? Ma state zitti. La trama! la volevamo finire che qua il pubblico ci aspetta. Ma c'è stato il culto di Caivano, conosci tu? Ah, ma Ti prego. leghi i capelli anche. Scassa cazzo, ma sta sempre a casa. Devi sa che la fotendra francese. Una francese, sai. Siamo pure un milanese, se ne hai più. Ha fatto tu. Dunque, una cosa, se devo raccontare la storia, non mi interrompete che se ne cara l'impianto. Ma io facciamo che l'impianto a Cristo. No, rimaniamo senza corrente. Sì. Dunque, è la storia di due frati. Si svolge in un convento. Cappuccino? No, grazie, donna Anselma. Ma ci piace un mese un bicchiere di vino Dicevo cappuccino. Hai che non ho padruano, cappuccino. Sai, tu cappuccino. Si lui frate cappuccino. Ma chi? Ti lui frate. I frati cappuccino. Non ci mai visto, due frati caffè, due frati cappuccino. Sta dicendo. I frati... No, ma che stai... non cominciamo. I sacci, i frati latte, ma i frati cappuccino che sa? Ma tu! Ma belli, Maronna.
Allora, cappuccino che si piglia. No. E che I cosa? cappuccini, e i muoni. Ah, il frate. il frate. Ci capito, non è Ma tu qui. i frati? No, I frati no, visto, no, non signore, sono frati, nel senso che sono fratelli in fra di loro. Sono due fratelli. fratelli, Sono fratelli. Fratelli italiani, due fratelli. Un po' capito? di attenzione quando spieghi. Se ne Carlo in bianco. Bravo! Non rimane oscuro. Ecco, dunque, si due frati, uno è zuppa, chi l'altro no. O zuppa è pure cornuto. E che facciamo? Patatenne se caro unito. Ma ragione, non basta famiglia, però. Zuppa e cornuto, e che cazzo? Di che sto passo? Ci mettiamo ruioli. Avrà ragione, amma bella. Posso parlare? Vai. O cornuto. O zuppa. Bravo, o zuppa è cornuto a cino frati. Quindi frate e frate che Frate che s'accino. s'accina. Ma no, ma questa è la storia che è in bella, non è la tragedia. E due frati che s'accina. Ma due frati che s'accina non è che è in Che i bella. frati s'accinano solo con quelli a bene. No. Ma cazzo i frati che s'accinano, sacchi tu qua. Ma venite a patatelle, si ti stai Onnanzi, calma. questo quando stai invocato, non andiamo a I fino a mo non ho capito, manco so ci. Ma come è così chiara la situazione? Amma bella, sono due frati. Devi stare zitto. Dunque, state zitto, fammi parlare. va. Oh, a dove è rimasto? a casa, ma a casa non zuppa. A fare C'è buttato tutto. a casa non zuppa. Tu c'è Facci magari sto caso lo zuppa. Tu e venite, diamo un genere tutti quanti a tu. Ci siamo persi Ma allora. si mangia pure. A casa lo zuppa. Io zuppa c'è stai. Non lo so. E che cazzo mi dà a fare a casa lo zuppa? Ma non lo so, tu sei Ma purtroppo. tu vuoi chiamare lo suo? Ma quando mi è scendito la casa lo zuppa? Non stiamo dallo zoo. Ecco, parlavo dello zoo. Ah, voi? Non mi interrompete, casa ne Carlo in bianca. Dunque, o In pratica con lo zoppo. Esatto, o suo paccino frate, perché se teneva la moglie. Ah, La moglie non lo zuppa. che facciamo in bruglia. Il claudicante. Sentite, chi sarà il suo po' claudicante? Vedi, è la stessa cosa. Ah, Simonica. Oh, Simone che sordi, ma non Simone. No, che è la stessa cosa. Signore, armonico. Armonica. Onnanzi. Lasciate Lasciate. la crusca. Mamma. Dunque, non volessi sbagliare, pare che essa mora pure essa, sì. La moglie. La moglie lo zuppa. Moro o s'addorme, non mi ricordo. Ci sta una bella differenza. Ma vicino foto, pure ci sta un men a cirimindossi. Ma l'uomo da me, che già Dio sapeva, ma non ma abbiamo accidenti pure la gente. Onnanzi, calmo. Si è capito niente, si è capito. Ancora, non si è capito niente. E a così chiaro. Fino a mo' è chiarissimo. Ah, sì. Nella sua incongruenza è chiarissimo. È chiarissimo, lo zuppa, cornuta, la moglie. Alla fine ci stanno tutto qua. Ah, tutto Alla qua. fine ci stanno tutto qua. Uno trasa e dice, Vieni te a Rimini. vieni che ti fai 4 bagni. Tu sconto Che mi fai? Castroia, capito no? Ma no, che stai Tu dicendo? castroia non brullo. Uè! Ha già sistemato. Onnanzi. Ma che state capendo? Ma che state capendo? A Rimini. A Rimini, voi Rimini non sapete manco a dove ste Ma cose. se tu stai a Rossarini. Gesù, sto vicino a me a dove ste cose. Io la geografia la tengo tutto qua, Dall'impianta. Che c'è a Rossarini? Rimini si trova in Emilia, Lucrezia e Giulia. Ma chi sono tutti questi femmine? Cazzo ne so? Emilia, Lucrezia e Giù. Tutto Sono tre femmine, e chi paesi. fa? Sono 3 paesi che dicete, mettiamoci insieme. C'è siamo noi, Emilia, Lucrezia e Giulia, e Miesi ci sta la montagna spaccata. Ma che cazzo stai dicendo? Che la montagna è spaccata? Sta A caendo! Gaete, sta Non sa montagna pianura. Ma che se ne può rossa sta montagna spaccata? Sentite, si può sapere o cazzo sta sto ring? In montagna. Ah, sta in montagna. Non la portai giù a Bruno! E neanche strano! Onnanzi. Basta, sta in montagna. Ma che sta sciando? Ma che è? Andiamo a sciare, con la montagneria. Ma che onnanzi. Ragazzi, mi sta a funivire e solo vostro. Bello, bello. Onnanzi. Ma che hai da sciare? In montagna, in Ma montagna. veramente state facendo? Montagna. Ma secondo me con cose spaccate alla fine ci sta. Oh, capa, Ah, capa! capo. Dunque, o zuppa si chiama cianciotto. Cianciotto. Perché cianciotto mangiava il sette. Sì, ma va. Siamo pure il loro! O frate Paolo e la femmina Francesca. Ecco, facciamoci la croce. Andiamo qua, prima che si capisce che già il capitano su un pilota! Francesco chi ha fatto? Io
Guardate come qua, Francesca Fez. Ma quando mai hai fatto la parte del protagonista? tu? Io mai. E allora che buono? Era l'occasione. L'occasione. Hai dimanato con le scene. Non ti prego, non si sanno una serie di personaggi. Sì, sì. Sanno i personaggi. I personaggi sono avanti. Cazzo, viene la gente, non è che è tutto vagante perché stanno provando. Chi è chi sono? Sono avanti i La mandina dei personaggi c'è stato. Non so Faccio rosa, cicci, Sì, 20 sì. personaggi. A quattro e noi. Onnanzi. No, sì. Onnanzi. Qui facci dalla parte dei cianciotti. O cornuto, bravo. Soppa e cornuto. Ci facci. Soppa e cornuto. Soppa e Oggi cornuto. un'area che te ne facevano poco delicata, fa Francesca. La barba. Sì, Che schifo. Donna barbuta è sempre piaciuta. Mamma mia. Una variazione sul tema. Dunque, tu guida. No, io non guido. No, tu guidi. No, io non guido. no. Te che manca la patente. E che- allora chi guida? Ma dove Sa che cosa guidiva, boh. Ma dove amba? Oh, un vetterino. Uè, io va visto subito, se un po' poco convento ci stanno i curvi in salita. Io non salgo perché sennò io butto anche gli occhi. No, minaccia io. Soffro la macchina. Io la soffro la macchina. Ho capito, I ma curvi non posso fare, lo chiafo. Ma chi dà un io convento c'è una sta forza e culo. Ma chi light che ti ha Ma guidato? vedi che non va da terra. A dai a via comincia, dai. Sottasi. Ma basta! E curvi e tutte cose fuori. Chi light sta vicino a me tu guida? Un momento. Ma vai a sto convento, no? Ma che me la fa su con me? Ti tengo la macchina, no? Venga la macchina. La macchina. Non guido is, guido o padre. Care. Papà guida, papà a me. Ah no, non mi ha detto così, dice che l'è morto 20 anni fa, papà guida. Era un briacone, ma era una brava Ma persona. quando mai? Condoglianze. Grazie. Grazie. Da 20 anni fa lo tengo ancora in cuore, papà. Bello matto, ma quando... Volessimo fare una messa, sì. Sì. No. Poi è arrivato il momento di fare un nubifragio. Che è un ubifragio? Ha messo in suffragio, non un ubifragio. Ma ha messo sotto all'ora. Insomma. Ma no. Non sei pure voi una parola in italiano, non state Non agarrando. mi faccio, ma pensavo che poi la faceva una mare. Voglio un caso, una cara l'impianto. Se ne gara pure un teatro. Voglio questa è una cosa seria. È serio, che sei teatro italiano? Non bazziate con teatro italiano. Dunque, tu fai Guido, padre Francesco. La parte di Guido da Polenta, bello, mi piace. Ma sai chiaro che sto sai? fatto. Guido da Polenta, mi Ma piace. come Guido da Polenta? Così si chiama, Guido da Polenta. Quindi Guido è il nome del padre. Del figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa è la situazione Venuto che mia. ha messo. La fede è la prima cosa, ma sapete tutto quanto. Ma vogliamo annanzi. Comunque c'è stata tutta una serie di personaggi. Sì. Un sacco di persone. Un sacco di Come ti voglio persone. fare? Possa. Stanno regine, reginette, barone, baroncino, ricciuncino. Ecco. Figurati che solo il risultato sono la mondina. Esultato te fai tu. Si fa soldi. Peccato che sta gente che sta per arrivare. Andiamo bene, andiamo. Stiamoci attenti. Questa è roba seria. Io non sto in condizione di ammazzare. Roba seria, Francesca fa che siamo, ma Ma come... c'è sta? Anselmo. Voi siete di prima scena. Io devo accagnare, ma ci da parte lo su. Ah, da parte lo zucchero. Oh, c'è un cornuto. Sopra e Io che faccio? Io Tu che non, per me non fai niente, ti arrangi questo e ci preso. Come Devo andare a cambiare? Io devo accagnare. Ci dobbiamo arrangiare insieme. Andiamoci a scegliere questi da assieme. Ma Ci spogliamo di là quindi si insieme. mi fa parlare, quando sta bucato qui, non riesci a parlare, sta troppo bucato, è chi cammina. Ci stanno i costumi, ci stanno. Ci stanno la costume qualcosa è rimasto. Qualcosa di fuori. Andiamoci a spogliare. Faccio a scegliere la meglio materia. cambiato. Oh mamma, vedete, Sabato. Sabato. Ma io ti vedo un po' indeciso con questo copione in mano. Tu Decisi. indeciso che? Ma voi sapete che quanti botolaggi fatti si fa? Quanta volta le fai? Manca una volta. Ma che E significa? che se mi preoccupa? Ma perché leggi non sai leggere? Io. Sabato, sai leggere?
Ma che sapete, ma come non faccio leggere? State pazienti. Sicuro? Ma Questa è roba italiana. è italiano, è che perché sono oriundo, non ci capisco. No, una cosa è essere italiano e una cosa è sapere leggere. No, no, io mi ricordo pure la fattoria, non mi preoccupate, arrangiamo. Campo di arrangiare. Ma ci capite, ma non mi Questo è preoccupate. difficile. Mi ricordo tutto, io devo accagnare pure voi, Devi a cagnare, stiamo Sì. in mano a te, Non mi preoccupate. Capiamo immazzate dopo Non che signora, no, non signora, No, io vabbè. qua è italiano che capisce benissimo. Ma speriamo che la Maronna ce la manda buona. Andiamo belli, ah! Ma guarda, adesso ci stiamo tenendo i filippini, ma guarda. Voglio siete pronti? Oh, ma che siete pronti? Ma che stiamo parlando che è via, stiamo parlando che è qua? Siete pronti? Siete pronti per trasitore siete? Ma che il vero suggeritore batte le mani e dice, signori, e inizia la prova. Signori, inizia la prova. Sono pronta! Pozzi passano, pozzi passano. Forza, entrate. Madonna mia, ma quanto cazzo pesa sto coso? Una chiappata di roba annanzi. Onanzi, guardano pochi e poveri, pure la questa parte, però. Bravo. Ma perché c'è l'uomo? E siete venuti con la scopa e capoletta, allora. Ma la scopri che le ha scade i soldi, guarda. E che è sta cosa È così? un zuoppo. Ma che stiamo zoppo? Ma ne la scopa, Maria. Ma leva dammi. Ma fatelo meglio, per cortesia, saltellando, forza. Anche io esco, eh? Esce, non lo cacchio tu. Pronti? Pronti? Comincia la prova. Ma che è? Acchiappa a chi? Oh Nanzi! Oh Nanzi! Oh Nanzi! Ma che sta... Ci facciamo parlare, ci facciamo. Ma che sta giocando a settimana? Sta giocando! Oh, signore me. No! Meno male che c'è sta nessuno, stiamo provando. Ma che si che madonna, pensi come ha chiesto questo tutto annanzi? Niente, non ha su ponta rete! Ma sto pontare, dobbiamo da mia. State benissimo! Chiudete un po' la mano che un po' così, come state bella parite nella caffetteria! Nura Tauri, state benissimo, pari di Giulio Ma Cesare. Giulio Cesare, ma pugliano, che si può fare che l'hai Giuliano, la prima parte c'è un abbraccio. Ah, c'è l'abbraccio, c'è L'abbraccio l'abbraccio. serio, capito che ti piace? Quando devi... Abbraccio serio. Ma non... Tanto bene. L'abbraccio serio. Tutto bene. Sto cosa pensi mi stai fumando. Non ce la faccio più. Tutto bene. Donnazzi! Donnazzi! C'è un abbraccio! Tu è mezz'ora che stiamo così. La battuta. È vostra? Fa segno. È vostra? Fa segno. È vostra? Faccio capire che dopo fa segno. Vedermi dunque ella E chiedea. chi è? È la vostra. Lascia mangiare parlare. Vedermi dunque ella chiedea. Lascia parlare. Lascia. Vedermi dunque ella chiedea. Ah! Faccio consolato. Ma non... Ah! Mi piacciono gli abbracci. Si passano ai no pulpi, dalle mani per tutte parti. Ma quanta mano tira? Che c'è? È vostra. Che è mia? E fa segno! Mi raccomando, prima che cominciamo, capite no? no. Allora mi raccomando, queste sono parole che bisogna dirle col petto. Con sì, o pietta coppa, o pietta sotto, la rete. Sono parole che devono uscire come una tromba. Hai capito? Da dire. I milanesi, gli italiani mettono un calore. Non ci a mettere il rumore. No, il calore. Il calore. il calore, con È la calore. vostra. Vedermi dunque ella chiedeva. Aspetta, fammi... Ma morto, come pensa sto? Come te? Vedermi dunque ella chiedeva. Ma può lasciare?
Che sta? Oh Nanzi! Ho parlato. Ma sentite pure? No, non sa che mica tu! Porta brutta. È largo, ma parla nell'oro. Ah, scusa! Ma non si capisce, non si capisce. Vedermi dunque... Tu hai capito? Vedermi dunque la chi... Vedermi dunque la chi... Vedermi Vedermi la chi... Vedermi tu. La roba! Paolo, ti fa fanno. Ma troppo a lungo. Ma che devo? Ravenna tosti lasciare! La penna. Aro. Lasciai. No! La penna giusta. No! La penna intossata. No! Come cazzo lasciai a Cristo? Non è battuta vostra, è battuta sua! Hai battuta mia. Dunque Ma battuta... sarai tu? Cacciarisci. Ravenna tosti lasciare! Ravenna tosti lasciai. Ma me ne ricchione, però non si può Hai fare! ragione. Tutto non E va. Ravenna tosti Ma non è qua lasciai. la prima, vabbè, va! Fu finale, stretto e stretto, vai, l'ultima parola! Dai, parla da dietro. Parlo da dietro, dietro, da dietro. Meno la figlia! Meno la figlia. Cara. Sagliendo in coppa o treno avanti! Sai che in coppa treno Se avanti. non d'accordo, ma che stai dicendo? Chi mi ha Devo suggerito? dare che mi hai visto un copione di Silvio Bello. Certo, è Silvio Ma Bello! pare che Silvio Bello che scriveva che dopo copione, caro, sai che in coppa o treno avanti. Ma che cazzo ne sai? Ma devi darmi. Meno la figlia! Meno la figlia. Meno, a due amici! Ma non, a coppa o trono, no a coppa o treno. Odrone. Meno la figlia è cara, sì, a coppa o trono, no a coppa o treno. E chi lo dice o tre? Ho sbagliato, ho Hai sbagliato! sbagliato, tu hai fatti sotto il treno anche. No. Ci sia una cagatella di mosca, ancora! Ci ha pigliato il treno per il trono! Ma faccio non obbligare niente. Meno la figlia è Che cara. cara? La coppa trone No, della coppa o terra. treno, questo dillo pure. Bravo! No, la coppa treno. Bravo! Bravo, hai detto Ma bene. non siete voi! Andiamo su cosa che non venga qui. Siete voi! Siete voi! No, non parlate voi! Non parli io! Siete voi in battuta! Siete voi in battuta! State Parlate voi! Parlate voi. Aspetta! Oh, dillo su, prima volta, capito? Angui. Che sia la stessa voce lì, l'altra volta quando siamo qua su qualcosa lì. Ma vedi che sta là, quindi. Hai canna. Sì. Richiama. Voi. Se ne fui io una volta. Niente, non si riesce a prendere niente. Quella è piccolina, avevi capito? Ti viene a mangiare, cazzo, padre non mangia. E domigliamo, se ne succulella perché È piccola, non è grossa. e non so cazzo lo uccidere. Vabbè, La succulella. Andiamo a preso. Angui. Ma sei tu? Non si possa non mangiare la succulella a ma qua su culo! Guida so io. Angui! Come state? Bene. E voi? Non c'è male. In famiglia, tutto a posto, ci vediamo avanti. lo Se tu fate non voi! suggerisci, noi andiamo avanti, fai Che presto. vanno? Questo qui. Angui! Basta, solo angui. Angui, basta. Angui! Angui. Quello qui. Come ti Sta sei? roba buona. E ha buttato la Quindi bocca, va. forza di regia. Ma Te ne frega. rimetto. Che ci rimettere? Niente! Con l'acqua! Ah, con l'acqua, con sta l'acqua. passando. Con l'acqua! Con l'acqua! Andiamo subito! Guido! No, questa è bella perché è con il richiamo della montagna. Tarzan! No, ancora mangiamo, no. Un trentino alto alto. Mo vandere, mo va la coppa montagna. Come diverso tu lo vedi? Come diverso! Ma ti fa schifo sta cosa? Andiamo bene. Come diverso tu li vedi? Questo palazzo mio? Questo palazzo mio. L'antica sposa. L'antica sposa. Fuia. Culo menaccia fuia. Ma dai giù! E se ne fui io.
Ma non andate a fuissi! Ah già fui, fai magari con sta suppulele che tiene un po'. Posso passare, posso passare! Il tato sangue qua! Ma chi sta qua fuiano? Ma non fuieva, lo senti tu! Tu hai fuia. Ma chi fui? Non fui nessuno! Cioè, fuia per fui, ma non fuieva! Fuia o non fuia? Non fuia! Ma che ce ne fotte? Fuiano! Bravo! Ah, che se ne fotte, Ho fermato lui! Sentite, mi dà fastidio il coso. Andavo stufato! Ma fastidio cosa qui? Smantello, stupido. Dirindindin. Dirindini. Dirindin. Che si chiama fa cantare? Dirindini. Dirindin. Dirindini. Dirindini. Ma che è la quadriglia? Dirindini. Ma che è? Ma che state facendo? La quadriglia! Tu hai te dirindini. Ah, che lo sa, messo si piovere Non signora! Di Rimini! Fai schifo da dove? Fatto sta scampana alleata per dire di passano a din 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 di di Rimini. Le vie più non sono liete. Le vie più non sono liete. Di candetta. Di candetta. di candetta. Di Se andiamo a fare una passeggiata, arrivi. Di canti e danze. Di canti e danze. Invidia via di me. Questo è bello, questo. Invidia aver Via! no, va bene. Ma che fa una cosa? Invidia aver di me Tutti l'Italia. tutti d'Italia. Con trench. Potrei. È mai possibile che tutta l'Italia deve invidiare la Trench mia? Deve essere un trench speciale. A che tempo solo voi tenete un trench? Anche i papà in casa sono mai in magazzino in bocca. Un trench con l'acqua, con il Non sai che bella, doppio petto. Aspettate. Ho sbagliato, ci sono poche sarze in coppa. Ah, ma che hai fatto? Le mi da vicino su voi. Invidia via di me, tutti d'Italia. Fate l'acqua. Ah, l'acqua! Allora ombrello che dà mu! Non signore! Non è un trench! No signora, prence. Su, sappiamo Principe per l'impermeabile. Non Ma signore! che è o prence? Oh Principe! Ma come le facciamo diventare impermeabile a chi? O trench! Oh Principe! Vai avanti, vai avanti. Come oh Principe non è impermeabile, che dice pure che è? O trench! È giusto, è più celeste. Ma chi è? Tu. Ah, amico! Questo parla bolle qua. È giusto. Stai parlare, È giusto che ci resta, è giusto. No. È giusto, è più celeste. Ah, è giusto, è più È celeste. fede sulla nave. E fede sulla Ma può essere mai, ma può E essere... fede pure a re. Ma non è possibile. E fede annanzi a Ma che cazzo re. stai dicendo? Fede nessuno. Ah, È fea la sua sembianza. e chi parlammo non si sa. La ponnevo punto novi. Fanno tagli, Dai. Maronna. Che ha fatto? Ma posso Annanzi. passare, mi fanno tagli due tatu, o copione. Ha stracciato un copione italiano. Ah, boh, sono 1800 pagine, che cazzo se ne Ma che ti accorge? dici un bacchino? Ma che ti credi che è il bacchino? Ci potevi fare un segno con la matita. Na tenga la matita. Te ne manca la Ma matita. Poi ci faccio una ricchia te. Non ti permettere, Te la sai, sei cercato. avanti. Non faccio con te. Avanti. Ah, Dunque. dunque. Annanzi, è vostra. Sì. È tua. Io t'amo. No, che stai, non devi battuto prima che trasa Francesco. No, non traso Francesco. E io t'amo a chi io A dico. questo. Ok, io t'amo, mo sono dicendo fra uomini. Ma perché chi stai uomo? Ma perché quelli che scrivetta con me, perché la parte la facevano un ricchione, andiamo bene. Io t'amo. Io Io t'amo. t'amo a chi si giù Lo dovete dire. Sa troppo Da buono. lontano, da Forza, da lontano. lontano. Si ti voglio t'ammazzo. Io t'amo. E con clemenza degna E con clemenza degna mi sforzo al pianto. mi sforzo. No, non vuoi sforzare. Chi si sforza? Si sforza che Ah, là. io. Fa sì. Mi sforzo al pianto. Ecco Francesca. 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 Ascoltami, ragazzi, faccia a me! Cazzo ne sa, chi là chi? Al centro. Ok, allora.
zecchino d'oro, ma va, andiamo, vabbè. Sai chi è più bello? Chi si vestita la pace o che la francese? Ne ha credo, ma ora sposalizzi nei femminili. Ma fornuto. Dammi c'è, andiamo. Non c'è una che sia vostra. Padre? Padre. A me chi sono il padre? Figlia! Padre. Figlia! Padre. Figlia! Padre. Figlia! Ma sono surdo, sti Ah, ci penso sì. E dillo subito! Oh padre, dammi la testa. Oh padre, dammi la testa. No, a destra, a destra. Dammi la testa. Ma dammi la destra. Dammi la Porta a sinistra. te a destra, sì. Padre, dammi la destra per la coppa di bacio. Padre, dammi la destra che te la copro di baci. Oh padre te. Pada terra. Samanatoia! Padre DHE. Come sta scritto? DHE. Parli tedesco, non c'è non preoccupare. È tedesco, è tedesco. Quando la Padre, DHE. Salva la mia fama. Salva la mia fama. e accattano 4 marena qui. Un anno. Ma quando Un anno. E allora è una fama italiana. Allora, salva la mia fama. Pur se sospetti. Pur se sospetti. Mai data la fessa. Diceva sti cosa non suo padre, ma che cazzo stai dicendo? No, state zitti, che i chilli tempo erano più organizzati di noi. La figlia si è spaziata e ce l'ha ritto padre. Ma E che capite stai dicendo? no? La festa ce l'ha giurata, che buono. Ma si cuccari hanno suo padre, ma non è I possibile. chilli tempo. Ma che cosa? Ma che La state festa dicendo? chiarata. Ma festa chi? La festa chi? Non signore, non sta nessuna festa, coppa Tu coglione. hai ta Non festa. signore. Ha chiarato. Mai data la festa. Ah, ma avessi mai data la festa? Che voleva vincere? Non l'avessi. In una Ma giocata. io chi sei un copione italiano. È un copione serio. Ma è un greco romano, ma come Ancora stai un dicendo? greco Ma romano. da voto con sto greco. Siete voi, Siete voi, siete Il greco romano siete il greco voi. Siete romano. voi, no? Aspetta, fammi trasìn da parte. Anzi, guai a chi caga qua. Come? Guai a chi caga qua. Guarda chi caga qua. Guai a chi ha cagato. Guarda chi ha cagato. No. Guai a chi si caga sotto. Guarda chi si caga sotto. Quanta caga. Quanta cagata. Guardate che caga. Ho capito, io dico vicino a mia figlia, stai attenti che camminando ci vai col piede sopra. Ma che stai dicendo? Oh, non sei. Oh. Attenzione, sta una cagata candela. Che cazzo stai dicendo? Gli si deve una puzza Ma però, nessuna cagata. Tu hai ta cagata. No signore, guai che cadon su di me. Cadon su di me, cadon terra, strunco. A me, che anche ci io. azzecchi? Mo una cuccia se ne va. Ah, da padre, da pace, da come me ne devo Ma quello andare? che dici? Che dice, ma una cuccia se ne dai a fanculo. Grazie, vengo Ma subito. non ci metto un pensiero, Ma però. basta che te ne vai la mano. E siamo io e donna. Non c'è no, facci da parte Paolo. Già che ne parte. Guarda la parrucca a capo. Ah, boh, Vai, quello, forza. Dunque, non sai che sia Non la vostro. parrucca. Non sai che sia vostro. Vai. Siete pronti? Chi fotta sposa? Ma tutto a me mi sta facendo riccio. Chi fotta sposa? Ma è possibile mai si fa? Ma come puoi? Non lo so. Chi fotta Un sposa? momento, chi dammo, un momento. Chi fotta sposo? Ho sbagliato. Chi fu la tua sposa? Ha fatto fottere la sposa a tutto quanto questo cesso. Chi fu la tua sposa? Chi fu la tua sposa? La figlia di Guido. La figlia di Guido. Non ce n'amo, ti deve la parrucca. Non ce n'amo, ti deve la parrucca. Come la giocata a fare? Mo, come l'ha giocata a fare? Ho capito. Ma che? No, isso. Non volete parlare, ma cannare. Aspetta un momento. Ma no, sai tutto il contrario. Tutto il Mamma culo, mia. ma vedo quando l'andaggi. Mamma mia. Esatto. Il Re Leone. Ancora. Ti ho visto, signor, che vuoi? Ti ho visto, signor. Che vuoi? Avresti di me pietà? Avrenno. Avrenne. E sciuscialle chi te qui? Avresti. Avresti di me pietà. Non lo so, che dici chi? Non sai che sia a vostro. È a vostro. Cessa.
ogni volta che parli la gente con me sangue, ma come vicino a figli mi chiamo Cessa. Cessa! No. Aspettate, me l'hai detto. Ci sta uno vicino a Cessa. Allora è un cesso occupata. Ci sta una R. Pozzo passare niente, che non dici mai dietro, ci sarei. Ci sarei. c'è? Cessardo di armi alquanto tu potresti. Che se la dici tutti? Esattamente. E mettamela una volta. Ma cessare. Cessardo di armi. O di armi. Alquanto A quando tu protesta. Ah, tu protesti. Protesta. Tu protesti. Potresti. Qua protesti. Tu protesti. Oggi è arrivato un momento di Monacucci che faccio, lo chiamo. Che ne fa parte della Ma compagnia? dimmi ci vuoi. No, vabbè, lasciamo. Vai. Fammi tocca a te. Arriva! Eccomi qua! Mamma è venuto bello, Questa è bella, parla al Pinitorino. Mamma. Paolo, traditore. Ais, fai segno, fai Paolo, segno. chi è Paolo? Lui. Paolo, traditore! Muoiono entrambi. Muove un drongo, dai! Muove un dramma! Pur se sospetti. Pur se sospetti! Nessun difensore avrai. Nessun difensore avrà! Guardia, riccione. Non ci sta scritto. Oh, di chi? Ci pare troppo. Placatevi, fratelli. Placate, La dea fratello! sono io. La dea sono Fate io! soffrire. Voi mi facete insoffrire! Faccia io voi, traditore. Traditore! Maccismo, ha fatto male! Portatemi all'ospedale! Portatemi in pellerina! Aiutatemi! Oggi no, dicitemi una cosa, che prima che ci pigliamo ammazzate e ci acceriamo con altro. E andiamo pubblico e ci dice che non è così. No, vabbè, ma secondo me, nata Pontina è venuta ai prove, noi siamo sulla buona strada. Ma quale sta? Secondo me, se afferniamo che facciamo buono. E allora che facciamo? Secondo me è meglio si dice la verità. No, dicima la Diciamo la verità. verità, Parlate direttamente con Curto e Caivano. O sangue. Ancora tu Anche chi deve sai vedere. che sapevi leggere. Ma che è difficile, che c'ha Ma è un greco romano, che tiene un greco italiano. Allora, oggi non ci dà Aspettate, però qui mi darà una mano. Come Tutti quanti. Veniamo insieme a voi. Vi supportiamo. Solo io mi parano proprio. Stanno trasendo pubblico. Sipario. Giuro che sta arrivando la gente. Giuro. Tutti quanti, puzzate passa niente. Mi è rimasto a me su compagni, gentile pubblico. Gentile, guardate, presentarmi in queste condizioni veramente. Ecco, vedete, gentile pubblico, scusatemi tanto, io sto qua per dirvi le stesse cose che vi ho già detto prima. Noi, la tragedia non è altra la nostra. Noi abbiamo provato a fare, abbiamo letto qualcosa, ma come il suggeritore suggeriva, ne parlammo però chi non sapeva leggere, che sapeva leggere. Per una parte sono contento che non siamo riusciti a fare questa tragedia, perché dopo tutte le tragedie che stiamo passando ci mancava solo che sa. Quindi niente, mi siamo abituati a fare il farsa e solo che lo sapevamo fare. Quindi signori mi dispiace, ma la tragedia non la potete avere. Non ci posso fare niente.
coppa, con tutte le caivane. Maddalena, Torro Pietra, eccola qua, Tina Gesù Maria, Amedeo Mattiello, il milanese e Manucci Maciarezza, Don Gennaro, Enzo Vanone, Don Salvatore, un suggeritore, Gianni Allocca, signori, Ernesto Burgo, grazie. Un abbraccio, grazie. Oggi è mamma mia, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Basta. L'onomassi, che non compleanno. Signori, devo dare delle notizie per quanto riguarda il programma del teatro Don Bosco. No, ma eri solo nome o cognome. Allora, il 27? Sì, sabato 27 novembre. Sabato 27 novembre, mettiti là vicino a me. Sabato 27 novembre, a Rossa Schizza. Sa grossa una settimana che 27 novembre 2021. alle 19:30. Aprono il sipario, Green Pass obbligatorio, mascherino obbligatorio, Parcheggio gratuito. acchiesi gratuiti. Ci sta un grande attore casertano che è un professionista che ha fatto molte cose anche con Tony Servillo e il titolo è di un'infanzia felice non ti liberi mai, non ti liberi mai. Punto esclamativo. Di un'infanzia felice non ti liberi mai. Punto Deve esclamativo. essere triste questa cosa. Non lo so, lo vediamo. È una cosa molto bella. La regia e autore, protagonista è Tony Laudadio. Poi, senza locandina, la nostra. Vabbè, Dopo i figli, capelli i figli qua. no, l'infanzia Dopo felice, non l'infanzia sa se- felice, vengono 6 che si vogliono divertire, fanno lo spettacolo che siamo noi, la compagnia questa qua, tranne forse Enzo perché sta con Giacomo Rizza a Napoli, quindi non riesce a fare questo lavoro con me e neanche Mimmo che è impegnato in un'altra compagnia come regista. Quindi facciamo lo spettacolo tutti a tavola, uno spettacolo divertentissimo, il 28 alle ore 17:45. Per le 18 andiamo in scena, per le 21 stiamo vicino alla televisione Avrei Napoli Lazio. Va bene? Questo qua. Volevo dire, ci sta la signora Fabiola all'ingresso, all'uscita, alla cassa. Se qualcuno vuole già prenotare, lo può fare. Poi sarete chiamati ovviamente per le conferme dalla stessa signora o Fabiola o Michela. Quindi ci divertiremo insieme che è molto divertente, perché gli attori siamo io, Giovanni Allocca, Amedeo Mattiello, Tina Gesù Maria e Carmen Di Mauro e Daniele Maraniello che se ne aiuta e chi lo fa ragazzi con figli che affino a mo'. No, sto scherzando, dove sta? No, se n'è andato. Se n'è andato. Il bambino aveva fame. È uno spettacolo veramente molto divertente. Signori, io vi ringrazio tanto, so benissimo che è un sacrificio a sta camasca, speriamo un po' da termine che questa situazione c'ha l'uomo maduro, perché oltretutto non ci riconosce, chissà quando parlo, non ne sento. Io non lo so, così cacchio, ma signor che vanno perché ho detto la verità. Ho detto la verità. Ah, sto, adesso io come?